Siamo in collegamento con il sindaco di Montebelluna, Marzio Favero, con il quale parleremo di questa emergenza Covid-19 che ha interessato tutta la nazione, ovviamente anche tutta l'Alta Marca Trevigiana. Sindaco, in questa emergenza qual è stato il ruolo dei sindaci e come è cambiato personalmente il suo atteggiamento dall'inizio dell'emergenza fino a questi ultimi giorni? Allora, credo che ovunque la notizia che stava arrivando il coronavirus abbia destato incertezza, preoccupazione fin dal primo momento. Io mi ricordo che dopo il primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri convocai un incontro nel mio ufficio con il segretario generale del comune, i due dirigenti, le persone addette ai diversi servizi dell'ente, e il nostro tema era quello di provvedere immediatamente a introdurre misure di sicurezza e quindi di procurarci dei dispositivi di protezione del personale per le persone più a contatto con il pubblico. Faccio riferimento ad esempio all'ufficio anagrafe, che ha sempre molte persone che hanno bisogno di documenti, eccetera, eccetera, piuttosto che di cominciare a riflettere sulla riorganizzazione interna per evitare e ridurre i contatti con l'esterno. In quell'occasione, dico la verità, rimasi piuttosto stupito dalle contraddizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Perché? Perché da un lato si obbligava gli studenti a stare a casa, ma dall'altro lato si consentiva agli stessi di andare il pomeriggio a fare tranquillamente ginnastica o attività atletica, cosa che espone ovviamente e inesorabilmente al rischio del contagio, perché per lo più i nostri sport sono sport che richiedono il contatto fisico fra corpi sudati, no? Allora, sono contraddizioni che via via sono state parzialmente risolte. Lo stato d'animo è cambiato nel corso dei giorni e delle settimane, perché l'emergenza si è fatta sempre più significativa. All'inizio non era ben chiaro quali fossero gli effetti del virus Covid, poi si è scoperto che Covid è il nome della malattia, ma il nome del virus è SARS-2, e quindi che si tratta di una sindrome respiratoria acuta. Quindi si è focalizzato il fatto che si tratta di un tipo di influenza che magari per molti soggetti può anche passare come un'influenza normale, invece per soggetti che hanno pluripatologie oppure altre problematiche personali, penso a tutte le persone che soffrono d'asma oppure a particolari nicchie di ammalati, quelli di fibrosi cistica. Ora, per tutte queste persone invece il coronavirus diventa una minaccia gravissima. Ho apprezzato molto il fatto che i nostri ospedali abbiano cercato in tempi record di attrezzarsi per dare risposte ai contagiati, e progressivamente abbiamo introdotto tutta una serie di misure all'interno dell'ente per ridurre il numero del personale, così come hanno previsto i decreti legge. E quindi abbiamo attivato il lavoro a distanza, abbiamo acquisito una quindicina di computer per consentire ai dipendenti che non avevano questo tipo di sussidio a casa di poter comunque lavorare in remoto. Come prevede la norma, abbiamo obbligato tutti quei dipendenti che avevano ferie da consumare, risalite all'anno precedente, di provvedere a stare a casa in ferie o usufruire dei congedi retribuiti previsti. In questo momento in comune siamo pochissimi, siamo in 5 o 6 persone, sindaco compreso, nella sede principale. Alla loggia, dove abbiamo l'urbanistica e i lavori pubblici, vi sono 3 persone. 3 persone sono presenti ai servizi sociali e coordinano il personale della cooperativa che si preoccupa di assistere le persone che hanno diritto ad avere l'assistenza domiciliare, a portare i pasti a casa agli anziani che ne hanno bisogno, e quindi la macchina comunale, sia pure il minimo, continua a funzionare. Un ruolo importantissimo l'ha avuto e ce l'ha la Protezione Civile di Montebelluna, perché si occupa intanto di portare a casa delle persone che ne hanno bisogno i farmaci. Pure il servizio di triage di un tendone che è stato allestito presso il pronto soccorso in modo da alleggerire il carico di lavoro degli addetti del pronto soccorso stesso. Nei giorni scorsi la nostra Protezione Civile, come tutte le altre protezioni civili del Veneto, ha lavorato per portare a casa dei cittadini le mascherine che la Regione ha posto in distribuzione. È stato un lavoraccio, perché sono state consegnate casa per casa
dopo essere state suddivise, sigillate, sempre dal personale di volontari a protezione civile. E se è completata questa distribuzione delle mascherine? L'avete finita o deve continuare ancora? No, l'abbiamo completata nel giro di 8 giorni. Adesso la protezione civile sta comunque girando perché ci sono nuclei familiari che hanno esigenze particolari, soggetti che soffrono di patologie e quindi hanno bisogno di avere qualche maschera in più. Ovviamente siamo a disposizione per garantire loro un rifornimento. E per quanto riguarda i suoi cittadini, invece, i montebellunesi, come hanno risposto in questa emergenza e che cosa le hanno chiesto fin dall'inizio? Allora, dico la verità, le prime 2 o 3 settimane sono state estremamente intense. Ci sono 3 numeri che i cittadini hanno ben chiari in testa: uno è quello della segreteria del sindaco, un altro è quello della protezione civile e il terzo è quello della polizia locale. Abbiamo dato risposta a migliaia di domande e di quesiti, ancorché poi tutti i materiali utili per avere informazioni siano stati pubblicati sul sito internet del comune di Montebelluna. Tra l'altro l'abbiamo anche semplificato graficamente per renderlo più amicale. Ovviamente le domande oggi sono diventate scontate, ma all'inizio non lo erano affatto. Per esempio, posso uscire, posso fare una passeggiata e via elencando. Sono arrivate successivamente delle ulteriori restrizioni e oggi la gente è chiarissimo che cosa può e non può fare. Non dimentichiamoci che c'è stato un bombardamento mediatico, credo senza precedenti. Uno non fa in tempo a accedere alla televisione, ci sono tutti i messaggi promossi dal Ministero. Se va sulle reti private si trova il nostro Presidente Zaia che aggiorna continuamente sulla situazione e via via anche gli altri media hanno fatto la loro parte. Sottolineo il ruolo importante che hanno avuto i giornali, i vecchi cari giornali tradizionali, che almeno riescono a filtrare le informazioni. E ho apprezzato molto quando Zaia ha invitato la gente a lasciar perdere Facebook e andare sulla stampa ufficiale, o i radiogiornali, o i telegiornali, o i giornali tradizionali, perché purtroppo questo media, Facebook, ha veicolato assieme alle notizie vere anche tutta una serie di fake news che hanno messo una grandissima confusione, hanno suscitato un allarme che andava oltre giusto il debito. Penso alla questione del PM10. C'era qualcuno che ha letto degli studi provenienti a quanto pare dall'Inghilterra nei quali si asseriva che i virus potevano viaggiare sulle particelle del PM10, oppure altri elementi di allarme che sono stati aggiunti quando in realtà in questo momento abbiamo bisogno di conservare la lucidità e la razionalità per affrontare questa sfida. Il panico non serve, mentre la paura è una risorsa perché obbliga alla responsabilità, il panico fa disattivare i meccanismi razionali e può portare ad avere situazioni difficili da gestire. Faccio presente una cosa: la mia polizia locale più volte è stata chiamata perché c'era qualcuno che vedeva assembramenti di cittadini in giro per la città. Ogni volta che la polizia locale arrivava non trovava nessuno, oppure 1 o 2 persone, peraltro a distanza di sicurezza, quando ancora era consentito fare delle passeggiate. Dico la verità, i cittadini montebellunesi nell'insieme si sono comportati benissimo, basta fare un giro per le strade per capire che sono tutti a casa. Chi si muove lo fa per strette esigenze di necessità, quindi può andare a assistere i propri cari, che magari sono anziani, malati, o per andare in farmacia, o per andare a fare la spesa, e per chi può per andare al posto di lavoro. Adesso noi siamo... Benissimo. Adesso noi siamo ancora in piena emergenza sanitaria, però finita questa crisi inizierà un'altra emergenza, un'emergenza economica. E voi sindaci sarete in prima linea in questo, anche per quanto riguarda l'assegnazione dei fondi che sono arrivati dal governo ad ogni singolo comune italiano, a tutti gli 8.000 comuni italiani. Ecco, la situazione per Montebelluna, quanti soldi sono arrivati e come pensate di distribuirli alle categorie più bisognose? Qui è opportuno fare una precisazione perché il messaggio è passato in modo confuso a una parte dell'opinione pubblica. Allora, dobbiamo distinguere i 4 miliardi e rotti di euro che sono destinati ai comuni, ma che non sono riservati alla crisi. Sono i soldi che i comuni avanzano dallo Stato, quelli del Fondo di Solidarietà Comunale. Un'anticipazione. Una cosa: i comuni come Montebelluna sono sempre a saldo negativo, cioè diamo di più di quanto riceviamo indietro, e quindi è solo un'anticipazione di cassa realmente voluta perché ci possono essere enti locali in Italia che hanno sofferenze di bilancio. Non era il nostro caso, quindi queste non sono risorse che vengono distribuite ai cittadini. Quelle che vengono distribuite ai cittadini in difficoltà sono
risorse legate al finanziamento di 400 milioni di euro che è stato suddiviso per i circa 8.000 comuni italiani. A Montebelluna sono arrivati 166.000 euro. Come distribuirli? Su questo vi è stata una riflessione, credo, significativa fra i sindaci, che sono collegati fra loro dai diversi gruppi WhatsApp, e alla fine abbiamo ritenuto e convenuto che fosse opportuno un tavolo di lavoro fra le province e l'ANCI per stabilire dei criteri comuni. Criteri che poi troveranno una parziale declinazione locale, perché ogni comune può avere delle differenti esigenze rispetto agli altri. A Montebelluna ci atterremo a quei criteri che sono stati stabiliti al tavolo fra le province e l'ANCI. Sono previste delle risorse pro capite per le famiglie in difficoltà, ma lì andremo a distribuire queste risorse attraverso dei buoni che saranno consegnati alle persone che ne fanno richiesta e che potranno essere spesi per l'acquisto di alimentari oppure di farmaci. A seguire tutta l'operazione saranno i nostri servizi sociali, con alcune associazioni esterne che collaborano con noi da tempo, ne cito due, la Caritas piuttosto che l'associazione dei cittadini volontari, e cercheremo di avere da un lato attenzione a tutte le situazioni di difficoltà, dall'altro anche rigore affinché questi soldi vengano spesi bene. E per quanto riguarda invece il mondo delle imprese di Montebelluna, lei è preoccupato per la partenza? Sarà molto difficile ripartire e potersi inserire di nuovo nei mercati internazionali. Voi avete delle strategie? Lei come pensa di guidare questa cosa? Come il soggetto pubblico potrà intervenire in questo? Su questo bisogna essere estremamente franchi. Allora, non è semplicemente uno stop and go. Non è un pit stop in cui uno si ferma, si riorganizza e poi riparte. Qui siamo di fronte a una batosta che lascerà molte ferite nel territorio. Ci sono piccoli imprenditori che stanno soffrendo moltissimo, non solo quelli del settore turistico o del segmento della ristorazione o dei bar, anche nelle dimensioni dell'artigianato e della media e piccola impresa. Per pianificare una ripresa servono senz'altro degli sgravi fiscali, degli aiuti particolari, ma questo sopravanza la capacità di azione dei comuni. Non dimentichiamoci che qui stiamo parlando di entrate fiscali da parte dello Stato, oppure di entrate che partono dalle imposte locali come l'IMU, che in realtà poi in quota parte vengono riversate allo Stato, sulle quali a decidere non possono essere i comuni, ma deve essere il governo, deve essere meglio ancora il Parlamento. Mi pare che in questo momento il Parlamento abbia avuto un ruolo secondario rispetto all'iniziativa del governo, che magari poteva essere inevitabile nella prima fase della crisi. In questo momento è importante che il Parlamento torni ad avere pieno possesso delle sue prerogative. Non dimentichiamoci che l'emergenza in qualche modo ha portato a una sospensione di quelli che sono i normali diritti costituzionali. Pensiamo a quelli nostri, la libertà di movimento, la libertà di aggregazione, la libertà di intrapresa. Il sacrificio è necessario per tutelare la salute, che è il bene primario, ma dobbiamo cominciare a programmare il dopo. Per programmare il dopo bisogna pensare a una politica di investimenti straordinari nell'ambito delle attività produttive. E questo lo può fare solo lo Stato. Noi comuni possiamo dare una mano, possiamo cercare di interfacciarci col mondo dell'impresa locale, con le associazioni di categoria, però vi sono scelte che devono essere compiute in Parlamento, linee di indirizzo che devono essere adottate con flessibilità a seconda delle logiche delle diverse economie territoriali, perché la grande economia italiana non si regge su poche grandi imprese come queste in Germania. Il nostro è un tessuto produttivo fatto di piccole e medie imprese, per lo più sono questo il vero nervo produttivo del sistema paese, e queste imprese sono presenti in modo differenziato nel territorio e articolate per cluster, per distretti produttivi dove vi sono competenze pregiate, ma proprio la piccola e media dimensione di queste imprese oggi le espone di più alla fragilità che si è creata a livello di mercato, perché adesso abbiamo anche una contrazione della domanda con cui far conto, no? Io non credo che ritorneremo immediatamente alla situazione precedente, ci saranno mesi di sacrifici, penso che nemmeno in tempo di guerra ci sia stato un blocco analogo
delle attività produttive su scala nazionale, magari dove c'erano le linee dei fronti, le zone di combattimento, quindi c'è qualche riflessione importante che deve essere sviluppata, ma che va persino oltre le semplici logiche del rilancio economico, perché quanto il coronavirus ci ha segnalato è che la nostra presunzione che con la tecnologia si possano superare tutti i problemi è appunto semplicemente una punizione, è semplicemente una presunzione, e non a caso è arrivato alla punizione. Nel mondo greco c'era una divinità, Nemesi, che aveva il compito di punire l'igris, cioè l'arroganza degli uomini. Allora noi siamo stati molto arroganti, abbiamo creato a livello globale un reticolo di città fra di loro interconnesse dai voli aerei. Non ci siamo resi conto che in questo modo abbiamo creato un sistema che è facilmente permeabile al trasferimento delle malattie virali. Oggi qualcuno cita la posizione assunta nel 2015 di un convegno da Bill Gates, che diceva: guardate che il grosso rischio non è più l'arma nucleare ma la diffusione di virus. Non bastava, non serviva aspettare le parole di Bill Gates, perché molti scienziati, molti registi, molti autori di film, di romanzi di fantascienza avevano già previsto che questo poteva essere il tallone d'Achille di Cosmopoli, il mondo in cui viviamo, il villaggio globale preconizzato da McLuhan, solo che è un villaggio globale dove milioni di persone ogni giorno si trasferiscono da una parte all'altra del mondo portando idee, portando risorse, ma purtroppo anche con la possibilità di portare malattie infettive. Il virus è uno dei nemici più antichi dell'uomo, noi abbiamo capito che non siamo in grado di affrontarlo con una tempistica adeguata come minaccia di una società ipercomplessa qual è la nostra. Quindi non solo dovremmo rivedere il funzionamento dei nostri apparati economici, ma dovremmo anche capire come vanno gestite le relazioni e le emergenze pandemiche. E questa sarà una sfida nuova. C'erano già dei protocolli da rispettare, ma si sono dimostrati insufficienti per rispondere a questa minaccia. Quindi credo che anche in termini di strategie per quanto riguarda la prevenzione della diffusione delle pandemie si dovranno rivedere molti e molti parametri. Oggi la maggior parte dei cittadini sono confinati a casa loro, sono i domiciliari, no? Allora, passate le prime settimane dove l'esperienza aveva anche in qualche modo indotto un po' di euforia, penso ai corretti dai balconi eccetera, adesso ovviamente diventa pesante stare in casa. Io sottolineo una cosa che mi pare sia sparita dal radar, il fatto che molti dei nostri cittadini vivono in case che hanno 50, 60, 70 metri quadri e magari ci vivono in 4-5 persone. È chiaro che diventa pesante continuare a condurre la propria esistenza in queste condizioni di cattività. Allora c'è qualcuno che comincia a cedere alla depressione, qualcun altro da segni di psicosi. C'è un invito che mi permetto di fare a tutti ed è quello di cogliere un tempo diverso che ci è concesso. Nel mondo greco, torno alle radici della nostra cultura, si distinguevano due concezioni del tempo. Una era quella di Cronos, è il tempo lineare, il tempo che di solito abitiamo, quello nel quale programmiamo la nostra vita, facciamo le nostre attività e ci dimentichiamo però di solito dei grandi problemi di fondo della vita. E poi c'è Kairos, il tempo inatteso, il tempo come opportunità, ed è quello che stiamo vivendo adesso, che siamo stati strappati alle preoccupazioni ordinarie. Allora io dico, cerchiamo di evitare la depressione, cerchiamo di evitare anche i sospetti nei confronti dei vicini che vediamo uscire magari 5 minuti in più rispetto a noi stessi, utilizziamo questo spazio per recuperare la dimensione dei nostri affetti familiari, cerchiamo magari di leggere un buon libro, cerchiamo di recuperare un senso di meditazione per chi è religioso e alla fede, magari è anche il momento per fare qualche preghiera per coloro che sono ammalati, nella speranza che recuperino tutti, ma soprattutto è l'occasione per creare un movimento di pensiero diverso che ci aiuti a ripartire dopo. Di solito queste pause, quando producono una riflessione importante, possono diventare occasione anche per riprogrammare le nostre abitudini poi nel tempo ordinario. Io credo che oggi ci sia questa sfida, è una sfida collettiva, è una sfida della comunità. Ed è una sfida che in questo momento dobbiamo cercare di affrontare anche per ringraziare più tardi tutti coloro che hanno lavorato per superare questa crisi. Sto pensando ai medici, agli infermieri, al personale che lavora negli ospedali in genere. Dico la verità, il nostro sistema sanitario si sta dimostrando all'altezza di questa sfida
e magari è a loro che rivolgiamo un saluto in questo momento a chiusura di intervista. Buon lavoro a tutti voi.